Salute, Fioi. Giù sui manubri e 30 km di discesa! Giù a 80 all'ora questo rettilineo! E tu? What's up, soldatini? Oggi scalerò il Monte Grappa. Si dice che sia una delle salite più difficili in Italia a causa della sua lunghezza e pendenza costante. La stessa salita che ho fatto per la penultima tappa del Giro d'Italia. Ma senza arrivare in cima, oggi la farò sia per allenarmi per la maratona delle Dolomiti che si terrà il 7 luglio e anche però per raccontarvi una storia che mi sta molto a cuore. La storia del soldato Peter Pan. Che bel nome. Guardate il video fino alla fine per sapere cosa ne penso, perché è qualcosa che mi è entrato nel cuore e ci tengo davvero al vostro giudizio. Ma vabbè, partiamo! Ed è subito salita all'8% costante. Sui piedi, Roby, sta a sentà, neanche a morto. Oh là, con calma e via, gasato. Ma pensa alla maratona e allenati, uomo. Fa culo, va. Sì. Ok. Primo dei 28 tornanti e vedo già le madonne. L'avete vista anche voi, vero? Lo so. Buon gustai. Ma partiamo raccontandovi un po' di storia generale. Il Monte Grappa fu teatro di scontri sia nella prima che nella seconda guerra mondiale, ma è diventato tristemente noto soprattutto per gli avvenimenti durante la Grande Guerra. Dopo la sconfitta di Caporetto, infatti, questa zona divenne il punto focale dello scontro e cuore pulsante della difesa italiana sulle montagne, per evitare che gli austro-ungarici potessero raggiungere la pianura. Ma adesso pensate a un Simon Gruber soldatino che mi fa: Robert, sto arrivando Bassano, pieno di krauti e würstel in mano. Non sei una bella roba. Ma guardate che bello già da quassù. E sono appena partito, Bello, no? E siamo solo all'inizio. Ma torniamo a noi. Gli alpini scavarono grotte e gallerie, come la Vittorio Emanuele II. Vi consiglio una visita perché fa impressione. E costruirono postazioni di artiglieria e ripari, resistendo fino alla fine. Come si può immaginare, nei mesi di conflitto il monte e i colli circostanti vennero bombardati innumerevoli volte. Se si fa attenzione, ancora oggi si possono notare degli avvallamenti del terreno e dei buchi ormai ricoperti dall'erba. Sono tutti segni lasciati dalle granate. Pensate che se si cerca bene se ne trovano ancora. Comunque, gli austro-ungarici non riuscirono mai a conquistare definitivamente il Grappa scendendo a valle. Ed è anche per questo che oggi la montagna è sacra alla patria. Che fatica, Fioi, però all'11% parlare. Perché al 13 sei più facile. Un'altra madonna. Lo so che sei dura così, Ma vabbè. Durante la seconda guerra mondiale, invece, il Monte Grappa passò dal luogo di scontro a rifugio dei partigiani. Come Oiera Menono. Grande. È qui che i fascisti presero i giovani e li impiccarono in Viale dei Martiri a Bassano del Grappa. Ma questa è un'altra storia. Fatemi sapere se vi interessa, perché magari potrei raccontarvela. È tremenda, ma bellissima. Forse più tremenda che bellissima. Sulla cima del Monte Grappa, a 1775 metri, c'è il luogo più rappresentativo di tutta la montagna, il Sacrario Militare. Ed è proprio da uno di questi loculi che oggi vi parlerò della storia e leggenda del soldato Peter Pan. Nome che mi si addice benissimo essendo io malato della sua sindrome e non fa scherzo. Sul lato austro-ungarico c'è una delle tombe più romantiche ed è legata a un racconto che sta a metà tra la leggenda e la realtà. Una galleria. Sempre bello. Peter era un giovane di 18 anni, dagli occhi azzurri e i capelli biondi, e proveniente da un paesino dell'attuale Romania. Ruska Banana, sì, insomma, famoso per le sue cave. Dopo aver combattuto in Bosnia-Erzegovina, nel gennaio del 1917 fu trasferito sul fronte italiano. Pensai che sfiga, Fioi? Una volta reclutato, prima di partire ricevette 2 regali da 2 persone a lui molto care. La sua fidanzata gli regalò un mazzolino di fiori. Pensati sta peregrina! Vabbè, a proposito di ex fidanzate, mentre il suo padrino, che era un vecchio marinaio, gli donò una conchiglia in modo che potesse sempre sentire il rumore del mare e tenere a mente il suo obiettivo militare finale: raggiungere Venezia. Lui invece, per ricordarsi di casa sua, decise di portare con sé un piccolo sasso preso nelle cave. Giusto per portare un altro poco di peso in più, no? Pensa se ieri in bici. Vabbè, ma che bello è sto scavallo! Questa zona è una meraviglia, bellissimo.
Dopo mesi di conflitto, il 18 settembre 1918, circa un mese prima della fine dei combattimenti sul Grappa, una granata italiana colpì un deposito di munizioni austriache e Peter purtroppo morì insieme a gran parte del suo reparto. Che sfiga, poretto. Intanto siamo al 14%. Sta sentato. Oh. Il giorno dopo, alcuni alpini addetti al recupero dei feriti e dei corpi lo notarono e una volta raggiunto videro che teneva tra le mani i 3 oggetti portati da casa. Impietositi dalla scena, iniziarono a fare delle ricerche per scoprire il suo nome e la sua storia. Ma pensate che bisognò aspettare il 1954 per ricevere qualche notizia. E sapete perché? Perché a causa di altri conflitti, il paese natale di Peter, Ruska Banana, che era Balaco e Cave, era passato all'attuale Romania cambiando nome in Ruska Montana. Ed era molto complesso trovare informazioni, come se fosse un paese che non c'è. Ci siamo capiti. La signora Pan, sua madre, alla fine del conflitto si recò in stazione per un anno intero, sperando di accogliere suo figlio a braccia aperte. Ma il giovane non tornò mai a casa, purtroppo. Messasi il cuore in pace, nel 1954 si recò sul Monte Grappa per rendere omaggio ai caduti. E fu proprio in quell'occasione a scoprire cos'era successo. Furono proprio i 3 oggetti a farlo identificare alla madre con certezza. Me la ricordo sta curva, è dove ho bevuto il vino rosso durante il Giro d'Italia. Ah, buono questo, è tipo... Cos'è? Spero non lo sapete neanche voi. Sapete cosa cago dopo? Mi manca ancora una vita. Ciao patatina, ciao patatina. Ti ricordi qualcuna? L'ho già vista da qualche parte. Corbutica. Ecco, da qui in poi mai fatta questa salita e ora capisco perché la dichiarano una delle più dure d'Italia. Perché la parte più dura è alla fine. Da Simona a tutti. 12-13% di media. Ma chi me l'ha fatto fare? Su in piedi. Sta sentata, respira e vai mona, ma non ci credo. Dedicato a chi non molla mai, sono arrivato in cima a Fioi, quello è il rifugio. Questa è la caserma Milano, questa è l'entrata della Galleria Vittorio Emanuele, queste sono le Madonne che ho visto, esattamente. Questo è il rifugio Bassano dove adesso vado a bere 32 birre e quello è il sacrario militare con tutti i loculi, tra cui il 107, quello di Peter Pan. E questa è la mia vita rock and roll. Salute, Fioi. C'è qualcosa più buono di una birra dopo la fatica? Sì. Ma tornando alla storia del soldato Peter Pan, ancora oggi in molti si recano al suo loculo 107 per portare in omaggio al giovane Peter fiori, sassi e conchiglie. E la tomba si trova esattamente qui. Che non pensate che vi dica bugie, eh? C'è pure una sorta di mistero su questi doni. Si racconta che non si sia mai riuscito a chiarire per bene chi depone sassolini, fiori e conchiglie anche quando d'inverno in questo luogo non c'è nessuno. È un mistero anche per i soldati che controllano e puliscono ogni giorno l'ossario. Chi lo sa? Intanto si arriva al Nebbion. Ma se da una parte c'è la storia, dall'altra parte c'è la leggenda. Secondo molti, infatti, Peter Pan non era il vero nome del ragazzo, ma furono gli alpini che lo trovarono a darglielo. Scelsero quel nome non solo per l'aspetto del giovane, ma anche perché il protagonista dell'opera di James Matthew Barrie, che inglese che sono, aveva con sé una capretta e il soldato austro-ungarico morì sul Col Caprile in Val Capra. E come ben sapete, Peter Pan infatti cavalcava spesso una capra. Una curiosità assurda è che sul sacrario del Monte Grappa riposano 22.910 soldati e solo 2.578 austro-ungarici furono identificati. Pazzesco, no? Ma prima di dirvi cosa mi ha insegnato questa storia, e tu mi lasci passare, vero? Volevo mettermi giù sui manubri, ma... Ciao patatin! Permesso! Ciao bello! Piano piano! Ma che bello! Vabbè, giù sui manubri e 30 km di discesa! Vado! Giù il ginocchio qua come Bezzecchi! Giù 80 all'ora qua sul rettilineo! Ma poi ricordati che ci sono i tornanti! Ma quanto bene li fai! Vai qui sull'asfalto nuovo! Ah, a proposito! Ciclisti e motociclisti e bassanesi, ripetete insieme a me. Grazie Giro d'Italia! E poi lamentatevi delle biciclette, bravi! Fa comodo però asfalto nuovo, eh? Che lama che è sta bici! Link in descrizione, anche solo per info. E alla soglia delle 15 birrette consumate, con una velocità media imbarazzante, trovate tutto su Strava. Volete sapere cosa ho imparato da tutta questa storia? A parte fare 2 ore di salita e 20 minuti di discesa, manco avessi una splitboard? Beh, personalmente mi ha insegnato l'importanza di lasciare un segno, un qualcosa di bello e di romantico da ricordare.
Vedete, io odio la guerra, le armi, i conflitti, li ho sempre trovati totalmente inutili e creati da chi ha soltanto fama di potere, quando in realtà non è il potere a renderti una persona meravigliosa, ma ti crea soltanto più vuoti da colmare. Magari mi sbaglio, E pensate anche a causa delle guerre quanto siamo effimeri in questo pianeta, a quanto poco ci voglia per essere dimenticati. Pensateci un secondo. Pensateci un attimo. Ci sono persone capaci di amarti per anni e in grado di dimenticarti in pochissimi giorni. Basta un'altra anima che si crede di poter non dimenticare mai. Un giorno siamo un tutt'uno e il giorno dopo totalmente sconosciuti, senza aver lottato ma soltanto avendo rinunciato. E invece pensate a quanto sia importante lasciare un segno, un ricordo indelebile nel cuore delle persone. Quelle cose non tornano, se sono vere, se erano vere, non torneranno mai, ma non passeranno nemmeno mai. Che sia attraverso dei fiori, sassi, conchiglie o messaggi come questo, vi auguro di poter essere ricordati. Vi auguro che vi venga sempre data una seconda possibilità e che qualcuno a voi caro possa ascoltarvi e credervi per sempre, anche quando quello che siete veramente sembra distrutto. Perché sono convinto che finché non è finita davvero dentro di voi, non lo sarà mai. E ne sono convinto davvero. Purtroppo o per fortuna. Non dimenticate mai come si vola e come potete essere in grado di far volare chi vi sta a cuore. Credeteci e continuate a volare e a far volare chi amate. In fondo lo diceva anche Peter Pan. Dai ragazzi, ci vediamo alla Maratona delle Dolomiti. Venite a farmi il tifo, per favore. Una birra ad un tornante e una scritta per terra. Che roba là. Conto su di voi.